Nel Trevigiano solo il 59,6% dei comuni ha asili nido. Nel veneziano, per quanto di poco, la situazione migliora con il 68,2%. Virtuosissimi rispetto agli standard veneti invece le province di Belluno 92% e Rovigo con l'82%, mentre Padova, Verona e Vicenza scendono al 78, 74 e 70% e la maggior parte delle famiglie non riesce ad accedere ai servizi. A confermare ciò che le mamme e i papà di bimbi under 3 già sanno i dati europei. L'obiettivo 2010, 33 posti ogni 100 bambini entro i 2 anni d'età, è stato raggiunto solo a Padova e a Rovigo. Per arrivare tra 7 anni ad averne 45 di posti, la strada da fare nella nostra regione è tutta in salita. Nel frattempo la spesa annuale in Veneto è di 79 milioni di euro. Il 14,8% di questa cifra è a carico delle famiglie, soldi che riguardano il fronte dei nidi pubblici. Eppure, proprio sui nidi pubblici, il Veneto per l'offerta è al penultimo posto in Italia con 18.640 posti privati sul totale dei 30.324 posti negli asili nido presenti nella regione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è venerdì 28 aprile 2023. La prima notizia del giorno riguarda gli asili nido pubblici e il Veneto, che è maglia nera a livello nazionale, penultima regione, scrive Gloria Bertasi nel suo articolo per il Corriere del Veneto di oggi. Adesso il Veneto rischia di perdere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché la situazione è davvero disperata. Solo 27 posti ogni 100 bambini. Dall'Europa potrebbero arrivare 200 milioni di euro per 90 strutture. 73% la percentuale dei comuni veneti che offre servizi per bambini tra gli 0 e i 3 anni d'età. L'indicatore della presa in carico si ferma alla media dell'11%. L'Unione Europea ha stabilito che entro il 2030 ci devono essere 45 posti nei nidi ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni. Il Veneto è fermo a 27 posti. 61% la percentuale dei posti in strutture private nella nostra regione, a fronte di 30.324 spazi per bambini. Come dicevamo, 18.640 sono in realtà non pubbliche. In questo scenario da lacrime e sangue, scrive ancora la giornalista del Corriere del Veneto, sono anni che lo diciamo, in Veneto servono asili nido pubblici, oggi ancora di più, per permettere alle donne di lavorare e al contempo di essere madri. Queste sono le parole di Sandra Biolo, segretaria della CISL Scuola. Di nuovo la penna della giornalista Gloria Bertasi: non c'è comune in Veneto che non abbia tentato la strada dei fondi PNRR per l'istruzione. Una novantina di progetti sono stati ammessi ai finanziamenti per quasi 200 milioni di euro di cantieri, altri 42 milioni vanno invece alle cosiddette scuole materne, soldi che però ora traballano appesi alla trattativa tra governo e Commissione europea. Il motivo? Gli eccessivi ritardi nel portare avanti progetti e gare del PNRR. Questa la situazione per quanto riguarda gli asili nido pubblici che scarseggiano, appunto. Veneto, regione maglia nera, penultima in Italia per posti proprio nelle strutture pubbliche. Ora voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi con un'altra notizia sempre sulle pagine del Corriere del Veneto. Riguarda la vicenda dell'orso trentino, ma una notizia di oggi riguarda anche il Veneto. La task force a Roma dice appunto che gli orsi vanno dispersi anche nella nostra regione. EMPA e WWF, convocati dal Ministero dell'Ambiente, creare dei corridoi dal Trentino alle regioni. Questo l'obiettivo. L'EMPA chiede di stanziare 12 milioni di euro in 3 anni per finanziare i corridoi faunistici. E il Corriere del Veneto ci spiega di che si tratta. Per corridoi faunistici o corridoi ecologici si intendono quei percorsi che abitualmente utilizzano gli animali selvatici per spostarsi da un territorio all'altro.
Prendersi cura dei corridoi significa anche creare delle strutture, in genere sovrappassi o sottopassi, che consentano agli animali selvatici di superare barriere naturali come ad esempio i fiumi e quelle artificiali come le autostrade o le ferrovie, così da garantire loro la mobilità. L'ipotesi avanzata dagli ambientalisti al tavolo del Ministero dell'Ambiente è di individuare dei corridoi che consentano la migrazione degli orsi dal Trentino alle regioni vicine, favorendone così la dispersione nell'intero arco alpino. Riepiloghiamo brevemente la vicenda. Il 5 aprile in Val di Sole il runner Andrea Papi è stato ucciso da un'orsa che poi è stata catturata e ora si attende la decisione se abbatterla o meno. Per contenere l'espansione degli orsi in Trentino, il Ministero dell'Ambiente ha avviato un tavolo al quale hanno partecipato anche gli ambientalisti, che hanno rilanciato l'idea di favorire la migrazione degli orsi anche verso il Veneto. Nelle scorse settimane a dirsi totalmente contrario a questa ipotesi era stato proprio il presidente della regione Luca Zaia, che aveva in qualche modo criticato la decisione del suo collega, il presidente della provincia autonoma di Trento, anche lui leghista, Maurizio Fugatti, di abbattere l'orsa, appunto decisione già presa dalla provincia autonoma di Trento ma attualmente bloccata da un ricorso al TAR. Zaia si era detto contrario all'abbattimento dell'orsa, ma anche contrario all'ipotesi di un trasferimento di orsi in Veneto. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con invece una notizia che riguarda la mafia a Nord-Est. Pugno duro della procura sul clan dei Casalesi, leggiamo sul Gazzettino, chiesti 452 anni per 44 imputati. Parliamo del processo ai Casalesi di Eraclea, massimo della pena per il capo dei camorristi di Eraclea e 2 luogotenenti, scrive sempre il Gazzettino. C'è un virgolettato della procura, appunto dei PM. Luciano Donadio e i suoi volevano essere padroni del territorio, sono stati sconfitti. Questa è, poi lo scrive un altro quotidiano, lo scrivono i quotidiani del gruppo Jedi, una citazione dei Clash, la canzone I Fought the Law. Ha combattuto la legge e la legge ha vinto, questo boss dei Casalesi. Comunque torniamo sulle pagine del Gazzettino. Per i PM l'ex sindaco Mestre va condannato a 4 anni per voto di scambio, ex sindaco di Eraclea che si chiama Mirko Mestre. Dal 2 maggio la parola va alla difesa, la sentenza è attesa per fine mese. Notizia anche sul Corriere del Veneto, Casalesi chiesti 452 anni di galera, 30 al boss Luciano Donadio, la requisitoria dei PM, il comune di Eraclea 100 euro di risarcimento per ogni abitante. La vicenda, vediamo, la procura di Venezia ha chiesto condanne per complessivi 452 anni di carcere nel corso del processo al clan che per 20 anni avrebbe imperversato a Eraclea nel Veneto orientale. Al vertice del gruppo criminale si accusa il boss Luciano Donadio, tra gli imputati anche l'ex sindaco della cittadina Mirko Mestre, accusato di aver vinto le elezioni con l'aiuto del clan. 1,2 milioni di euro la richiesta di risarcimento come parte civile della regione Veneto, altri 800.000 euro chiesti dalla città metropolitana e sembrerebbe dal Corriere del Veneto altri 1,2 milioni di euro dal comune. Complessivamente chiesti risarcimenti per oltre 5 milioni. Tra questi anche il sindacato CGIL Venezia e Veneto chiede 400 milioni di euro, 400.000 euro naturalmente di risarcimenti. Titolo analogo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Jedi, dove articolo di Eugenio Pendolini, il processo ai Casalesi di Eraclea, hanno intimidito e soggiogato Eraclea, i PM chiedono condanne per 452 anni, 30 per Luciano Donadio, ritenuto il boss, altrettanti per Buonanno, Pacifico e Puoti, al vertice dell'organizzazione. Occhi umidi per l'ex sindaco Mirko Mestre, l'accusa ha chiesto per lui 4 anni, le parti civili hanno chiesto oltre 5 milioni di euro dal 2 maggio, le difese in estate la sentenza. Questo per quanto riguarda il processo ai Casalesi di Eraclea.
Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima sulle pagine quotidiane del gruppo GEDI, un articolo di Laura Berlinghieri: telecamere anti-rifiuti in 4 fiumi veneti, ora li monitoriamo ma poi li smaltiremo. Con la fase 2 saranno infatti installate barriere galleggianti, l'immondizia vi impatterà e sarà trasportata sugli argini. Questa è una iniziativa, un progetto portato avanti dalla regione durante 567 eventi di pulizia ambientale organizzati in Veneto da Plastic Free. Sono stati raccolti 164.147 kg di rifiuti soltanto a Venezia, 30.000 mozziconi di sigaretta in 2 giorni, e quindi queste iniziative assolutamente meritorie portate avanti da volontari segnalano comunque un problema che va risolto con interventi più strutturali, e ora finalmente qualcosa si muove. Appunto adesso le telecamere, ma poi arriveranno delle barriere anti-rifiuti. Anche sul Gazzettino la notizia: l'occhio elettronico sui fiumi, la plastica alle ore contate. La regione, un'associazione e una startup lanciano in Veneto il piano River Eye contro i rifiuti flottanti. Monitorati il fiume Po, il Canal Bianco, il Piave e il Bacchiglione. Dai dati valuteremo poi l'inserimento delle barriere. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda il Friuli. Fra 2 settimane la Dunata degli Alpini a Udine, 400.000 le persone attese nel capoluogo della provincia friulana. L'ultima volta fu nel 1996 nella città che è il simbolo della solidarietà fra popolazione e truppe di montagna, scrive il giornalista dei quotidiani del gruppo GEDI. Siamo all'edizione numero 94 della Dunata degli Alpini. Secondo il Gazzettino attese 90.000 penne nere, 500.000 di persone in città. I grandi numeri del raduno: ci saranno 3.000 volontari perché tutto fili liscio. Da giovedì 11 a domenica 14 maggio, festa con un indotto stimato di 170 milioni di euro, scrive il Gazzettino, una cifra che francamente sembra un po' fuori scala. Per evitare i fatti di Rimini, questo è interessante, con i casi di presunte molestie, scrive ancora il Gazzettino, molestie di genere naturalmente, è stato attivato dagli alpini un percorso di sensibilizzazione e vigilanza raddoppiata. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana. Sveglia Veneto torna la prossima settimana, martedì 2 maggio. Nel frattempo a tutte e tutti voi anche una buona festa delle lavoratrici e dei lavoratori, un buon 1° maggio quindi.